La Verona che non ti ho detto. In fondo è il titolo che riassume i messaggi di questa mattina. Vuole dire che Verona deve fare un passaggio duttile e veloce dalla sua fisicità alla sua immaterialità, puntando sulle emozioni, sul coinvolgimento, sulla relazione empatica con i suoi interlocutori, i suoi visitatori. Noi vendiamo relazioni, questo facciamo oggi, e per vendere relazioni dobbiamo muoverci attraverso le emozioni, e le emozioni viaggiano lungo i canali dei sensi, tutti e 5 i sensi, perché viaggiando in quei canali vanno nelle profondità delle nostre percezioni, rimangono lì, costruiscono anche una sorta di memoria olfattiva, che è quella cosa che produce il ricordo, e il ricordo ci fa tornare e diventa un passaparola meraviglioso, internazionale e moderno.